era dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà la tua passione, tra mille sfide ti guiderà, credi in te. In ogni attimo tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Lungo la tua via tu non temere, se resti puro nell'anima, e anche quando avrai qualche incertezza sarà il coraggio a decidere, credi in te. In ogni attimo tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Resterò libero, puro nell'anima, nelle tue mani, se vorrai il tuo destino avrai. Grazie a tutti per essere qui. Vi invito ad avvicinarvi un po' perché non siamo tanti e di amore ci si parla meno guardandosi negli occhi, molto meglio. Oggi volevamo portarvi dei nostri simboli. Una era la fiaccola, ma con questo vento è diventato molto difficile portarla qua accesa, ma io so che è comunque accesa nei vostri cuori. E l'altro simbolo che voglio portarvi è questa bandiera. Questo è il nostro stendardo d'amore, la nostra bandiera, e oggi noi la presentiamo a voi, e porta in sé l'energia della compassione, dell'amore incondizionato, della perfetta unione tra le genti. Sotto questo stendardo è la bandiera della compassione. Noi abbiamo scelto l'amore, abbiamo scelto la misericordia, abbiamo scelto l'accoglienza, e nessuno mai più potrà dividerci, separarci, allontanarci dai nostri cari. Tutto quello che noi portiamo avanti è un amore infinito, la perfetta comprensione di tutto quello che abbiamo vissuto e che abbiamo scelto di non ripetere, di non appoggiare. Noi siamo questa immensa onda di energia di colore rosa che colma tutto il nostro universo, tutte le parti luminose e tutte le nostre parti in ombra. Noi siamo questa perfetta spirale d'amore. Questa spirale d'amore avvolge tutto quello che esiste, crea un mondo nuovo, compassionevole, misericordioso, infinitamente accogliente, dove ognuno può esprimere pienamente tutto quello che vive in lui. Ognuno ha diritto al rispetto, ha diritto alla cura, ha diritto alla guarigione, ha diritto all'amorevolezza, al valore infinito della sua esistenza, un valore che in questi 2 anni noi abbiamo imparato molto bene. Ed ecco la fiaccola, la scintilla che è presente in ogni nostro cuore.
Nessuno verrà perso per strada o ignorato, perché la nostra bandiera è una bandiera di compassione e abbraccia ogni individuo su questo pianeta. Oggi portate con voi questo simbolo di amore infinito, mettetelo nelle foto, nei vostri telefoni, nelle vostre case, guardatelo e ricordatevi che noi tutti siamo uniti da questa infinita energia amorevole e divina. Nessuno sarà abbandonato, perché tutti noi siamo parte di un infinito piano divino. Buonasera e grazie per essere qui. Certamente anche voi, come me, in questi 2 anni e mezzo avete sofferto e continuate a soffrire per la situazione che stiamo vivendo. Io non sono una persona del mondo politico, non sono una VIP, sono una cittadina comune, come tutti voi, e ho percepito che siamo dentro una battaglia spirituale, una lotta tra il bene e il male, e che il male peggiore, tra i numerosi altri che abbiamo subito e stiamo subendo, è la lacerazione del tessuto sociale, tra le persone, tra gli amici e tra i conoscenti, tra parenti e tra consanguinei, tra vicini e tra colleghi, sono stati distrutti o anche semplicemente inficiati valori come la fiducia, la solidarietà, la stima, la compassione, che sono l'espressione dei sentimenti fondamentali del nostro essere creature umane. Il bene e l'affetto, in una parola, l'amore. L'amore è la forza motrice dell'universo, la forza che sostiene la vita, che è dentro ad ogni essere vivente, anche il più abietto, che non è né consapevole e perciò fa del male. L'amore è la forza che vince ogni resistenza, ed è a questa forza che dobbiamo ripartire per ricostruire prima di tutto i legami sociali e personali che faranno sconfiggere il male che divide e trionfare il bene che unisce. Solo se ritroveremo l'unità dei nostri cuori potremo creare la compattezza necessaria alla ribellione contro la perdita delle nostre libertà e dei nostri valori. Ancora oggi possiamo gridare: il popolo unito sarà mai vinto, uniti si vince. Ce lo ripetono da tutte le piattaforme dell'informazione alternativa e mainstream. Non si vince solo se tanti corpi saranno animati da un'anima sola, quell'anima collettiva creata dalla forza dell'amore. E vinceremo, perché se siamo ancora qui vuol dire che nei secoli e nei millenni il bene ha sempre vinto. Prepariamoci dunque, gioiosi alla rinascita che arriverà, come riporta anche la nostra locandina, a proposito della quale voglio ringraziare a mio nome e a nome del gruppo organizzatore Gioia e Coraggio un artista di Roma che stasera non è qui, ma manda il suo saluto a Trieste, che è la città del suo cuore. Sto parlando dell'attrice, cantante e autrice Violetta Chiarini, nonché la mamma, aggiungo io, di mia spontanea volontà, dell'avvocato Alessandro Fusillo. Violetta ha aderito subito con entusiasmo alla mia iniziativa e al titolo che ho scelto. Ha ideato la locandina, ha dato consigli di regia e suggerimenti vari per la buona riuscita della manifestazione. Speriamo che al più presto possa tornare con il suo spettacolo a Trieste, dove ha già lavorato. Ringrazio il sindaco della città, ringrazio il questore, ringrazio il prefetto, ringrazio tutte le forze dell'ordine qui presenti che così amorevolmente si sono prestati a questa gioia, diciamo. Ed ora vi saluto esprimendo l'augurio che la manifestazione, la forza dell'amore,
si ripeta al più presto in altre città d'Italia per contribuire al risveglio delle coscienze che ci porterà alla vittoria e al mondo nuovo che ci accende. Noi dobbiamo vibrare di un amore autentico! Autentico!
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Trieste. Questa sera facciamo un incontro meraviglioso, si chiama La forza dell'amore. Abbiamo iniziato con dei simboli molto importanti, il simbolo della fiaccola, la fiamma, la luce, che attraversa tutte le filosofie e tutte le religioni. La simbologia dell'energia, della forza, del Tao, dell'equilibrio. Qua vogliamo riniziare, rinascere con un nuovo spirito, con un nuovo pensiero, con una nuova modalità di considerare e di valutare la vita. Abbiamo già visto dei brani musicali molto importanti. Abbiamo visto per esempio Cosetta Tosetti con il gladiatore soprano, che ha lavorato e lavora insegnante presso il Conservatorio di Padova e si esibisce presso i teatri più importanti, compreso quello di Trieste. Doriano con il sax, il primo pezzo, sia Cosetta che Doriano torneranno con altri pezzi, quindi ci allieteranno con altri brani musicali. Ha parlato Rosanna Trevisan, che ci ha raccontato e ci ha fatto sentire la forza, così come Renza Bellini all'inizio ci ha spiegato questa simbologia. Allora, siccome il vento tira non troppo forte oggi per fortuna, ma la temperatura ci deve mettere un po' di energia, dobbiamo farla salire un po' questa temperatura. Iniziamo a sentire in questo incontro di relazione un maestro spirituale. Si alterneranno relatori con brani musicali, e il primo relatore col quale avremo a che fare, quindi col quale avremo la possibilità di approfondire uno degli incontri e degli argomenti di questa giornata, è il maestro Masur Irmani, che invito qua. Un bel applauso, grazie. Passo il microfono a lui e noi ci vediamo dopo. Grazie. Buonasera cari amici e amiche e persone care della città di Trieste. Siete venuti qua nonostante maltempo, ma speriamo che da qua usciamo con qualche cosa che possa rendere diciamo la vita più dinamica, più significativa. Prova a tenere. Più avanti? Sì, così. Ok, va bene. Allora, tutto quello che ha a che fare con l'energia dell'amore che precedentemente le persone hanno annunciato, io vorrei renderlo un po' più matematico, perché l'amore è una emozione che ciascun essere umano lo coltiva nel suo petto, ma alle volte questo amore non diventa facilmente tangibile. Cosa si può fare per capirlo e per renderlo praticabile ogni giorno? Allora, io vorrei portare questo amore sul piano scientifico. Parto su due piattaforme. Una piattaforma A che parlerà di chi siamo noi e come entità riusciremo a realizzare questa energia affettiva in mezzo a noi per evitare discordie, guerre e tutte le cose che purtroppo danno fastidio alla stabilità e all'equilibrio generale. Allora, nel piano A siamo noi. Siamo noi creature molto complesse. Per esempio, noi abbiamo orecchio, abbiamo la vista e poi questo
è un qualche cosa che deve avere a che fare con la scienza fisica generale. Allora, nella fisica generale noi sappiamo che il suono viaggia con le onde sinusoidali con una certa ampiezza, cioè come una certa frequenza e una certa lunghezza. Questo, quando arriva a noi, c'è qualche cosa particolare che lo interpreta in una emozione. Se il messaggio che attraverso questa modulazione di frequenza è un messaggio triste, a noi provoca un cambiamento di emozione e cominciamo a lacrimare, piangiamo. Se invece è un messaggio gioioso, a noi arriva questo messaggio, va interpretato in un'altra maniera, ci mettiamo a ridere, emozionarci e anche lacrimare. Se noi mettiamo in due boccette differenti lacrimazione dovuta all'emozione positiva e lacrimazione dovuta alla disperazione e portiamolo in un laboratorio, analista al massimo riesce a dire che in queste due boccette ci sono liquidi con salinità diversificate o uguali, ma non potrà dire quale di questi due era di emozione positiva o quale era di emozione negativa. Perciò è molto importante che noi riuscissimo a conoscerci, perché se non ci conosciamo non possiamo fare leva sulle cose che a noi aspetta di dovere umano operare. Allora, sotto questo profilo, io vorrei, passare sul piano B. Sul piano B noi abbiamo intervento del mondo fisico quantistico. La fisica quantistica misura tutte quelle particelle che nell'universo molto lontano da noi lavorano in specchiotto, cioè, scusate che il mio italiano è un pochettino da straniero, si speculano questi. E questo, crea un tipo di movimento. Se queste particelle si viaggiano verticalmente, il loro partner viaggia verticalmente. Se sono orizzontali, viaggiano in modo orizzontale. Se sono rotatori, allora noi sappiamo che questi movimenti producono calore. Calore è un'energia, perché in un ambiente di plasma ogni elemento che si muove in una direzione ha attrito con l'ambiente e questo attrito produce calore. Bene, vediamo, Einstein per esempio ha scritto una lettera a sua figlia dicendo che io forse avrei dovuto scrivere A uguale mc al quadrato invece di dire E uguale a mc quadrato. Perché ha detto che energia in questo che parifica con la massa e la velocità della luce al quadrato è una energia particolarmente appartenente a tutto l'universo e questo rappresenta amore, attaccamento e questo amore e questo attaccamento non va tradito dalla mentalità sbagliata dell'uomo perché per essenza deve restare
a tenere equilibrio questo universo. Persino la NASA recentemente, attraverso 2 telescopi di diametri di circa 98 metri, sono questi in grado di vedere il movimento, diciamo anche buchi neri nelle varie galassie. In una galassia 350 milioni di anni luce, un buco nero ha cominciato a viaggiare e andare verso l'altro buco nero che 500 milioni di anni luce era partito per raggiungere questo. Questo è un elemento fisicamente tangibile, calcolabile, e questo significa la necessità di unione che 2 buchi neri nel mondo extraterrestre vogliono avvicinarsi. Allora vedete, se nel mondo materiale esiste questa reciproca attrazione, per quale ragione nel mondo umano, che è un essere superiore a tutto, non dovrà apparire questo? Vedete per esempio 2 metalli. I metalli, per esempio ferrosi, uno di capacità di attirare, e questo si sposta con una certa velocità verso l'altro pezzo ferroso che non ha capacità di attirare, ma lo ha fagocitare tra i sentimenti dell'uomo. Quindi adesso siamo in un periodo di grande prova, e questa prova in realtà è molto dura per tutti, per coloro che sono dentro e per coloro che lo assistono da di fuori. E questa prova dovrebbe darci un insegnamento e vedere se dalla piattaforma B c'è una connessione importante che possa toccare la piattaforma A. E questo elemento di congiunzione tra queste 2 piattaforme è la chiave del successo del progresso dell'uomo verso una civiltà migliore. Questo che noi stiamo vivendo è una prova. Noi non abbiamo ancora capito cosa significa una vera civiltà di amore. Ora io vengo a un altro tipo di considerazione, perché noi abbiamo notato che anche questa grande donna ha creato questo già da un paio di mesi, che sta lavorando per unirci e farci capire che l'energia di amore sono essenziali per il progresso della civiltà. Allora, le donne hanno delle caratteristiche particolari, molto particolari. Loro creano, accudiscono e poi allo stesso tempo sono coloro che debbono dare una educazione al loro prodotto. Le donne sono mamma di se stesse, quindi è importante che le donne siano molto consapevoli di questa energia che esiste in loro e che deve essere una energia operativa, non istintiva, non soltanto per un impulso. Perché non si può creare un bambino e gettarlo dalla finestra. Bisogna tirarlo su in una maniera che un domani, quando avrà occasione di servire globalmente la gente, non faccia gesti di polemiche, guerre di vario genere, opportunismo e tutto questo. Allora tutto questo
crisi mondiale è dovuto al fatto che le mamme di questi uomini che stanno al potere hanno mancato un'educazione spirituale a questi loro figli. Perciò è molto importante che le donne imparino a come diventare creatore o creatrici di un universo vivibile e che sia alla portata di una vita anche per gli uomini, perché noi maschi siamo persone che dobbiamo fare spalle alle donne, non dobbiamo andare contro di donne. Io purtroppo ho visto nei paesi orientali, in Afghanistan, in Iran, le donne sono state molto sottomesse e questo non è giusto. Perciò a chi che ci crea, ci protegge e ci dà vita, bisogna portare molto rispetto e riconoscimento e obbedire al movimento educativo. Dobbiamo cambiare la scuola deve diventare un altro elemento spingente verso un cambiamento civile. Io penso di aver detto più quello che era necessario. Grazie di avermi avuto pazienza di ascoltare. Grazie. Ringraziamo Doriano per queste note fantastiche, favolose e meravigliose. Avete visto prima all'inizio la dottoressa Renza Bellini, un medico chirurgo che ha deciso di dedicarsi allo spirito e quindi diventa medico dello spirito. Si è presentata parlando della simbologia, parlando di queste stendarde, di queste bandiere, torna con un intervento e io ho il piacere e l'onore di passarle il microfono per parlarci sempre e fondamentalmente dell'amore, perché questo è l'argomento di oggi, è la forza dell'amore e come sentite anche le campane lo sottolineano. Grazie Renza. Grazie a te Gianandrea. Vi invito ad avvicinarvi un altro po', perché vi parlo sempre di cose un po' intime.
Allora, tutto quello che nella vita conta veramente è contattare la più grande forza presente dentro di noi, e questa forza è l'amore. L'amore è la sostanza stessa di Dio, è la forza che tiene unite tutte le nostre cellule e che permette alla nostra anima di esprimere i suoi progetti, che unisce il nostro spirito alla nostra carne. Tutto quello che l'amore compie continuamente dentro di noi è un miracolo che ci permette di restare in relazione con tutta la materia sottile, così invisibile agli occhi, ma sempre presente nelle nostre percezioni, nella nostra anima, nei nostri pensieri. Ogni volta che guardiamo la creazione, la natura, ogni volta che ci sentiamo immersi in questa forza incredibile, ecco che tutto risuona in noi e comprendiamo il nostro posto in questa umanità, il nostro apporto a questo piano, il significato profondo del nostro esistere. Cos'è esistere se non un dono continuo compiuto proprio dalla forza dell'amore? Tutta questa forza ci arriva in modo perfetto in ogni istante della nostra esistenza, da quella fonte incredibile e infinita che esiste proprio dentro di noi. Questa fonte è il contatto continuo con il Creatore, con la forza dell'amore, con la sua perfetta manifestazione di piena risonanza con questa fonte, che significa generare pensieri, atti e parole in pieno accordo con la volontà di vivere, tutto quello che ci porta continuamente verso la nostra casa, verso la nostra fonte, verso la creazione stessa. Poter comprendere tutto quello che continuamente ci arriva attraverso il nostro spirito è un atto di consapevolezza che diventa sempre più importante, perché solo attraverso questa espansione di coscienza, questa nuova risonanza con il mondo spirituale, noi possiamo aprirci, evolvere, comprendere, espandere la nostra coscienza e ritornare a quel linguaggio divino, perfetto, che anima le più importanti verità su questo pianeta. Quando voi pensate alla vostra vita, quali sono i momenti che ricordate? Quelli più significativi. Ecco, provate a ritornare a quegli eventi importanti, a quei ricordi cari, e vedrete che sono tutti impregnati di un'unica sostanza, l'amore. La condivisione, la misericordia, il sostegno, tutte queste qualità, tutte queste memorie importanti sono il succo della nostra esistenza, il frutto di tutta la nostra vita, perché l'evento più importante della nostra vita, della nostra esistenza, è proprio l'amore, la forza che sa sprigionare, le azioni che sa emanare, i doni che porta continuamente ad ognuno di noi. In esso potete trovare il senso più profondo di tutta la vostra esistenza, i vostri ricordi più significativi, il filo d'oro che accompagna tutta la vostra vita. Quando pensate ad un potere in voi, ad un vero superpotere, allora pensate alla forza dell'amore, perché è quella fantastica essenza divina, quella potente qualità dello spirito è l'anima stessa di ogni vostra capacità di superare qualsiasi ostacolo, di giungere al cuore di chi vi è caro e di trovare la forza per superare ogni prova, ogni opportunità, ogni evento che trovate sul vostro cammino. Nell'amore potete scorgere la parte migliore di voi e potete riuscire a superare i vostri limiti, le vostre credenze, le regole imposte, e attraverso lei vedere le cose da un punto di vista importante, che è un punto di vista spirituale, divino, perché solo in esso noi troviamo la nostra compiutezza, il senso più profondo della nostra vita, l'importanza del nostro agire, proprio grazie a quella forza che ci accompagna sempre, a quella forza dell'amore.
Se guardate attentamente tutto quello che vi circonda, vedrete in ogni evento, in ogni persona, negli occhi di vostro figlio, negli occhi di chi amate, in un fiore, in un albero, tutto quello che è veramente importante, e che questa qualità così ineffabile, così soprannaturale, è la sostanza stessa di ogni evento materiale, ed è proprio l'amore. Quindi aprite il vostro cuore alla perfetta armonia divina, aprite i vostri occhi alla vera vista e portate nella vostra vita tutto quello che è veramente importante. Superate ogni ostacolo, ogni paura, superate ogni limitazione, perché in quella forza voi trovate tutta la vostra parte migliore, la vostra capacità di gestire ogni situazione. Imparate a generare ricordi in tutti coloro che vi stanno intorno legati a quella forza. Imparate a mostrare la parte più potente, forte e soprannaturale di voi. Diventate quella forza, incarnate quella sostanza, quella potenza. Siete all'altezza del dono che avete ricevuto, un dono immenso, una possibilità infinita di comprensione, di elevazione, di progressione nel proprio cammino spirituale, la vostra vita. E quindi ricordate che ogni momento, ogni elemento della vita stessa, ogni molecola, ogni atomo del nostro corpo si muove e vive solo attraverso quella forza, quel respiro infinito del divino. Ogni guarigione, ogni cura passa attraverso questa volontà amorevole, questa capacità guaritrice senza fine. Ogni medico lo sa, l'unica cosa che cura veramente è l'amore, e che quella è la porta attraverso cui bisogna guidare il proprio paziente, la porta dell'amore per se stesso, e che rappresenta la chiave più importante in ogni processo di guarigione. Riattivare quella forza è il compito di ogni medico che lavora in scienza e in coscienza, e solo attraverso quell'opera misericordiosa, rivestita della sua professionalità, ma soprattutto della sua amorevolezza, può contattare quell'elemento così importante nel processo di guarigione, quella profonda riattivazione di ogni cellula, di ogni funzionalità, la riattivazione di quella forza interiore che lega lo spirito alla carne e che è sempre l'amore. Ogni soluzione arriva attraverso quella forza. Il superamento di ogni conflitto, di ogni lotta interiore, di ogni fantasma oscuro, di ogni ombra, tutto viene risolto da quella forza infinita. E allora imparate a contattarla in ogni momento della vostra esistenza. Quando tutto vi sembra perduto, quando vi sentite soli, quando vi sentite abbandonati, allora voi chiamate a gran voce: amore, 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 quella forza che lega le vostre cellule. Portate l'attenzione alla risposta che avrete, perché ricordatevi che l'amore risponde sempre. Allora ritroverete in quella semplice constatazione, in quell'ondata energetica che vi avvolgerà, tutto il senso della vostra esistenza, tutta l'importanza del vostro apporto a questo piano infinito, e lì troverete la pace necessaria per condurre a termine il vostro progetto, il vostro compito più importante: incarnare quella forza su questo pianeta. E adesso vorrei invitarvi per un attimo a mettere le vostre mani sul vostro cuore e ad ascoltare il battito del vostro cuore. Sentite quel battito, sentite quella forza infinita che vive in voi, quella porta continuamente aperta sulla nostra creazione, su quell'amore potente che abbiamo dentro. Vi invito a girarvi nella persona che avete di fianco, tenete la mano sinistra sul vostro cuore e ponete la mano destra sul suo. Provate a farlo, non abbiate paura a toccarvi. Impariamo di nuovo e sentite, immaginate questa scintilla divina, questa scintilla amorosa che passa da cuore a cuore. Questo è tutto quello che conta, questo è quello che ci salverà, questo è quello che ci renderà liberi. Amore, luce e libertà! Grazie Renza, grazie.
Adesso un altro pezzo, un altro brano del soprano Cosetta Tosetti, che ci allieta con un brano di Morricone molto bello, Nella fantasia. Godetevelo tutto, un applauso. Grazie Cosetta, grazie. Allora, adesso passiamo invece a una musica completamente diversa, per cui andiamo nella parte giovanile. C'è un ragazzo, si chiama Thomas, in arte Eyel,
ha 18 anni e con la sua musica cerca di dare la voce a tutta quella quantità enorme di italiani che in questi 2 anni hanno lottato per i loro diritti. Quindi andiamo proprio nel territorio giovane e che con sé portano dentro un'energia che è pronta per essere ricollegata, quindi è la chiave per contrastare i piani dei potenti. In questa realtà, dice lui, o simulazione, dipende dai punti di vista e dal verso in cui si trova, porta con sé lo sbilanciamento dell'equazione, l'anomalia, e nelle sue rime e nelle sue voci, con esse insieme a questo corpo e anima, lotterà finché il cuore batte. Quindi parte con ottimi propositi, direi. Allora, i primi pezzi, il primo pezzo, aiutami a abilità, e dopo seguirà mood. Ok, grazie. AL. Un applauso naturalmente. Uso questo. Grazie a tutti, non ho bisogno di altre presentazioni, mi ha già presentato bene Gian Andrea. Per fortuna mi è anche tornata abbastanza la voce, anche se mi manca un po', visto che appunto stamattina e negli ultimi 2 giorni mi mancava un po', però ecco, sembra essere tornata e vabbè, ci proviamo, vai pure. Rappo di quello che dico, cico, rappo di quello che penso e sento, amico, non mi accontento, punto più in alto. Non faccio il divano, non mi fido di chi parla poco, di chi parla troppo. Dentro questo gioco c'è sempre chi parla per farti cadere, per vederti perdere. Finti gangster, damerini, finti solo su Insta, sopra poster. Siete rapper, siete blogger. Rappo di quello che vi dà fastidio, vi assilio, delirio, continuo dominio. Sì, state pronti, vengo dai bassi fondi, da altri mondi, non mi confondi con certi stronzi. Se copi, non sfondi, non ti diffondi. Se non hai doti un paio di mesi di qua dove ti nascondi, vedi che sprofondi. Non sono finto come mezza scena che parla di cose, che parla di cosa, che parla di droga, di scarpe costose, di robe vistose, di ville lussuose. Nato vero, giovane ribelle, l'ho scritto sulla mia pelle, 2 palle come Bud Spencer. Flow da 5 stelle, fra spacca mascelle, prepara qui le barelle per sti rapper damigelle. Gioco fra di abilità, agilità, tengo alla mia fede, gli do fedeltà. La libertà vale di più di questa società, non inchino a sua maestà. Con queste P la mia equipe avete perso la verginità, bra. Chiamami sua santità, chiedimi la carità. Ho poche views, pochi plus, ma musica di qualità, bra. Sì, l'ho scelta io questa strada qua. Morirò cantando giù all'inferno, fra nell'aldilà. No, non prego Dio, credo solo in me. Lui non ha creduto in me, chiuso nella gabbia insieme al diavolo. Dal mio abitacolo col mio vocabolo ti metto all'angolo, tengo la mia guardia, sputo sangue sopra il tavolo. Se vuoi salvarti fra serve un miracolo, chiama l'oracolo, niente nessuno ti risparmia. Mi dico tieni testa e corpo e lo spettacolo, salvaguardia la tua squadra. Sopra il beat è pronto al jack nel mio link, Mikey Mano, with the rap con il yes, McGregor, MC Senio. Niente gang, cambio il trend, non un diss, fammi un drink e lo dirigo qua il mio film. Tutti adesso a fare drill per avere fra una major, tutti a fare quel che piace per avere mezzo pesos. Non ci sto, tutti adesso a fare che la penna sul foglio fa click clack, scorre come un master track. Pensi che sta andando up e poi sul palco è tutto un flop. C'hai davanti sì la gente, non un TikTok. Hai provato a fare rap e fai sboccare, non segue. Non do tregua come i media, sembra tutto una commedia. Tutti esperti ormai istruiti in Wikipedia. Scrivo un pezzo, no problema, niente a norma. Chi vi informa bro ti fa solo tragedia. Frate esco da ogni schema, brucerai con il sistema. Cambio il tema, Draghi trema, mezza Italia ormai ti odia, sei un boia. Questa presto sarà storia, l'Italia non ha una memoria. Vinceremo, avremo gloria, siamo pronti alla vittoria. Segnati sopra memoria. Gente che parla con gente di niente per niente. Italia ignorante, non farti domande. Dito tranquillo che il del presidente resta la costante. Shhh. Grazie. Ho l'ansia che bussa alla porta com'è premurosa, mi porta una corda, una nota, non farla gelosa, di fianco a una rosa coi petali rosa. Il suo aroma profuma, lo sento consuma, brucia la mia gola, non chiede parola, mi punta la tempia, frate una pistola, per ogni peccato commesso finora. Mi dice che è pronta, che il conto non sa quanta monta, fa la finta tonta, non si racconta. Dopo il dopo scuola mi aspetta, mi affronta, vuole la rimonta, tramonta col sole e con le sue parole, mi porta fortuna coperta di viole e gli occhi
riflessa la luna. Un'altra giornata, prima mattinata, la sveglia non suona, comincia già storta. Niente mi conforta, cosa ci porta se poi tanto è corta. La vita è fra questa, chi è che l'ha chiesto, mani in tempesta. Per una grande festa non sono invitato ma perseguitato, forse mi detesta. Ma la mia voce fracanterà, cresciuto da sempre in cattività. Guardare purtroppo non basterà, governa l'inferno e l'oscurità, creando barriere e diversità, ci mettono in mezzo disparità, la chiamano nuova normalità, sia senza lavoro né libertà. Se la più orgogliosa, decisa, convinta di una razza estinta, se solo dipinta fai la permalosa, una vita lussuosa, bella decorosa, fai la capricciosa, ti atteggi preziosa con la tua arroganza, sei bella ma stronza, fai la schizzinosa, una rosa spinosa, ma senza alcun fiore per l'indifferenza. Vuoi fare una cosa fratello, la falla, non sono il tipo da giacca e cravatta, non sono il tipo che piace a tua mamma, fuori di notte fratello fino all'alba, fuma fra un po' che poi prima si scalda, credi davvero che io me ne sbatta, questo fra l'uomo non serve la promo, quel cazzo che stronzi si adatta, questo è il mio mood, ehi la musica è morta, ahimè, non riesco a vederti tra chi sei, si ascoltano tutti sti cosplay, da dove sono presi da eBay, dici non so farlo ma chi sei, siamo in decaduta fra payday, lo sanno già tutti fra il perché, sti rapper che cantano in playback, mi guardi da dietro fra un display, non so che faremo ma vabbè, mi sbatte di niente dei feedback, mi sbatte di niente del business, lo faccio per me non farò mica per te, mi state sul cazzo e mi trito sul beat e è tornato, come back. Grazie. Adesso abbiamo alzato l'energia, ci siamo scaldati un po', adesso ritorniamo un po' nelle considerazioni e nei ragionamenti e nelle riflessioni di questa giornata. È stato chiesto anche a me di fare un piccolo intervento e quindi mi diletto anch'io nel parlarvi e nel raccontarvi e nel condividere qualcosa con voi. Ho voluto chiedere, pensare, ragionare sull'argomento di quest'oggi, che è quello dell'amore. E allora ho voluto vedere dove l'amore si viene a formare. Al 24° giorno di gestazione c'è un organo che inizia a battere, che è il cuore, che ha un peso di 14 grammi alla nascita, sono gli stessi 14 grammi che vengono considerati quelli dell'anima, quando l'anima se ne va, quindi sia la nascita che la dipartita ha un peso che è quello di 14 grammi. Questo cuore è quello che non si fermerà più fino alla fine praticamente dei nostri giorni. Noi siamo attraversati nel mondo esoterico, lo si sa, da dei piani orizzontali e dei piani verticali, da delle correnti energetiche orizzontali e delle correnti energetiche verticali, e queste correnti si incrociano in un punto preciso che è all'altezza del cuore. È la stessa rappresentazione della croce nella cultura cristiana, quindi c'è un incrocio e lì c'è esattamente il cuore di Gesù nella rappresentazione della filosofia cristiana. Questi piani alimentano il nostro stato di coscienza. Ecco che quindi il cuore non è più semplicemente una pompa anatomica, ma è molto di più. È un contenitore di emozioni, di sentimenti, di pensieri, di ricordi e di paure. Se ne parlava proprio oggi a tavola. 3 sono le paure ataviche che controllano l'uomo e che vengono utilizzate per controllare l'uomo, che sono la paura della malattia, la paura della morte e la paura dell'incontro con l'altro. Sono le 3 paure che abbiamo vissuto negli ultimi anni: la paura della malattia, la paura della morte e la paura dell'incontro con gli altri, che ci ha costretti a prendere le distanze dagli altri. Allora queste paure sono paure del piano orizzontale nel quale noi viviamo in questa vita, ma c'è un piano verticale che è il piano animico e spirituale, che non è comandato da queste paure e che queste paure non le sente. Ed è proprio questa è la forza dell'amore, questo è il messaggio che si vuole passare oggi, iniziando da questa piazza per andare in tutte le piazze, che alla fine l'anima non può essere comandata, perché l'anima non ha paura. Allora quello che dobbiamo cercare
e dobbiamo ritrovare nel nostro cuore è il coraggio. La parola coraggio ha proprio la radice in cor, che è coraggio. Dobbiamo ritrovare la forza della ragione e non la ragione della forza. Nelle filosofie orientali le mani rappresentano l'estensione del quarto chakra, che è il chakra del cuore, Anahata, quello verde. Allora, anche nelle filosofie occidentali, le mani servono per benedire, servono anche per guarire. La prima cosa che fate nel momento in cui sentite un dolore, portate la mano sul posto. Quindi questo è anche guarigione. L'energia che corre nelle mani passa attraverso il cuore di ognuno di noi. Il cuore ha un'energia, per chi sa e conosce l'energia, che arriva fino a 6 metri di distanza, a differenza del cervello che arriva a 1,5 metri circa. Quindi ognuno di voi interagisce in questo momento con l'energia della persona che gli sta vicino, che sta davanti, che sta dietro. Siete tutt'uno nell'uno in questo momento e questa è l'energia che vogliamo muovere. E quindi il mio pensiero era di cominciare a fare muovere un'onda. Anche se siamo pochi non è importante, anche se fossimo 2 sarebbe lo stesso potente. Un'onda che da Trieste si muove verso Genova, dove c'è un'altra piazza dove stanno facendo le cose che stiamo cercando di fare noi, quindi muovere l'amore, e poi, siccome l'energia non vive di spazio e non vive di tempo, può arrivare ovunque, muovere quest'onda energetica che parte da noi. Allora una cosa, se lo desiderate, vi chiedo di fare. Per essere ancora di più uno con l'altro e uno nell'altro, prendetevi per mano. Da tanti anni io mi occupo di meditazione e con la meditazione porto le persone a conoscere se stessi, e quando le persone conoscono se stesse guariscono. La meditazione è importante. Oggi vorrei che con questo piccolo pensiero reciteremo 3 Om, che sono, se lo sapete, se siete meditatori, se non lo sapete non c'è problema, è l'energia della creazione, è il suono primordiale della creazione. Con questi 3 Om facciamo partire quest'onda energetica da questa piazza, con una potenza, con un'intenzione, con una forza che nasce dal cuore, e nascendo dal cuore nasce da quello che è il nostro senso dell'amore, perché l'amore è l'espressione della pace. Se non c'è pace non ci può essere amore. Allora cerchiamo la pace e poi costruiamo l'amore. Allora, se lo desiderate con me, recitiamo questi 3 Om e poi, prima di introdurre il prossimo artista, vi concludo con un piccolo pensiero personale. Un bel respiro profondo, chiudete gli occhi se volete, sentite le mani delle altre persone. La sinistra cede l'energia, la destra la raccoglie e trasmettetela uno con l'altro. Sentitevi parte della persona che c'è alla vostra destra e parte integrante della persona che c'è alla vostra sinistra. Siamo gocce di pioggia, siamo gocce nell'oceano e siamo oceano nella goccia. Un bel respiro profondo e poi o col cuore o con la voce, come volete, andiamo a recitare 3 Om. Un altro respiro profondo. Le campane ci aiutano. Un altro respiro profondo. Sentite quest'onda che sta partendo, potente, incontrollabile. Sentite le mani. Il mio augurio, quando desiderate riaprire gli occhi,
fatelo pure, con tranquillità, con calma, con amore. Il mio augurio si rifà un po' a una frase che a me è molto cara di Albert Einstein, che dice che prima di essere persone di successo bisogna essere persone di valore. Cercate il valore dentro il vostro cuore perché ce l'avete, è fino in fondo al vostro cuore. E io vi auguro veramente di essere delle persone di gran successo, perché questo vuol dire che sarete delle persone di enorme valore. Vi ringrazio con tutto il mio cuore. Grazie. Cosetta con un altro brano meraviglioso. Un applauso. Grazie ancora. Cosetta la ritroveremo anche in chiusura. Adesso abbiamo Don Floriano, che è il prete del popolo. Ascoltiamo le sue parole molto profonde, molto sentite. Invito Don Floriano, eccolo qua, grazie, e lascio il microfono. Grazie Don Floriano. Dunque, grazie a voi. Mi ero preparato di dire così: vi amo, ma poi uno poteva intendere chissà cosa. Semplicemente, sì, ecco, prete del popolo, t'avoglia. Dato che gli indipendentisti veneti mi hanno chiamato prete del popolo veneto, io ho accettato felice questa frase, questo titolo, che mi fa sentire quello che sono, cioè una fiammella in un grande fuoco, poi profondo, ma profondo non so, profondo, se c'è stato un approfondimento nella mia vita è venuto anche dalle sofferenze,
dalle sofferenze fisiche, perché sono grande e grosso, almeno sembra, anche vero, però non è tutto rose e fiori quello che luccica. E qualche incomprensione con qualcheduno che è un po' meno prete del popolo e un po' più prete non so di chi, dell'elite forse. Quindi, ma a cosa serve essere prete che non serve niente se tu non trasmetti amore. Comunque, l'altra volta che ero venuto era il 19 ottobre, per puro caso, in qualche maniera, ma non è vero che è il caso, è un cerchio speciale, una mano, un abbraccio che ci conduce. In quella occasione, alla fine, quando ho finito di parlare, si era avvicinata una signora sconosciuta e mi ha messo in mano un fiore che non sapevo neanche dove metterlo, perché sull'aggiaccamento non ci sta, non si attacca. Sono andato in giro come un ubriaco sul palco in cerca di qualcheduno e ho dato il fiore a qualche altro. Adesso lo do a una signora. Signora, chi è che prende il fiore? Ecco, cioè restituisco il fiore alle... Restituisco, non è restituisco, ma insomma, ecco, ricambio questo gesto di gentilezza. Ho ricevuto dei messaggini che mi dicono: Don Floriano, vergognati di andare a parlare in un incontro dove si parla della forza dell'amore e poi ci sono delle persone che non sono neanche cattoliche. Vi dico la verità, vedete, no? Mi hanno criticato. Io non rispondo neanche a questi messaggini, perché se uno è cattolico e si dice religioso e non capisce perché sono qua, è inutile che glielo spieghi. Sono invece venuto apposta, maestro venga qua, ecco qua. Allora il primo gesto che ho voluto fare è riconsegnare un fiore, poi dare un segno evidente di possibilità in questo mondo tanto complicato di volersi bene, anche se abbiamo una religione diversa. Ma chi ha detto che è diversa? Bisogna che andiamo al di là, e anch'io devo abituarmi ad andare al di là di tanti schemi. Quindi noi abbiamo anche un qualcosa in comune, no? Che è una conoscenza diretta del Papa Albino Luciani. Questo è un fatto strano, perché io non avrei mai immaginato di incontrare il maestro e tutto il discorso Montegrisa e Luciani. Quest'anno Luciani, settembre il 4, se ricordo bene, o 5, verrà beatificato. In quest'anno ci siamo incontrati. Anche questo sarà un caso? Allora voglio fare un regalo alla città di Trieste. Il regalo è questo. Ho delle lettere, ma le lettere non si possono dare, non è serio, di Luciani. Le ho pubblicate tutte e ne accennerò tra poco. Guardi, non vorrei che si bagnasse per quello, perché piove un po'. Ma ho anche dei libri che li buttavano via perché in seminario dicevano Luciani non val niente, non è neanche buono di parlare. Non è neanche capace di parlare. Ha parlato più in profondità, ecco, di quello che sono i grandi discorsi. 5 anni di teologia, mai un testo che lo citasse, ed è diventato Papa. Allora dov'è la vera Chiesa? Buttavano via nella raccolta carta i suoi libri. Io ne ho raccolti qualcheduno, ma avevo paura a raccoglierli, perché magari dicevano
allora tu ci contesti, in qualche maniera è una contestazione del vostro disprezzarlo. Forse vado fuori tema, ma insomma racconto queste cose qua. Mi ero preparato a dire questo. Le mettevo nella piccola valigia di cartone che avevo quella volta, che sono tanti anni fa che ero in seminario. Il 13 ottobre faremo una cerimonia al Monte Grisa. Regalerò questo libro di Luciani, ma io vorrò che lo regaliamo insieme. Ecco, quindi completare ancora questo gesto che benedica questa città, che benedica tutti, ma in modo particolare questa città, e lo facciamo da prete cattolico e da maestro della religione, che non sono capace di dire Bahai. delle nome che non riesco ancora a... Certamente sono cose profonde anche qua. Bene, poi volevo fare un altro gesto simbolico, sapete. Me l'ho detto, quel giorno che si andrà a Trieste, a fine maggio sarà un bel sole e io dirò alla gente che è presente in piazza: fate un gesto di amicizia, scambiatevi la maglietta, ma mi pare che non è il caso. Sì, un abbraccio, volevo dire così, no? Guarda, vedete che la fantasia, io ho la maglietta e te la do, e tu mi dai la tua maglietta. E no, è un gesto anche fisicamente forte, forse un po' ridicolo che io prete vada a pensare queste cose qua, ma ci serve anche una fisicità. Vi racconto 2 fatterelli e poi, anzi ve ne racconto 3 e poi faccio basta. Allora, la forza dell'amore. La forza dell'amore è sempre quasi invisibile. Tutto quello che è grande è come la luce del sole, non ferisce, non si impone, non è come gli idranti. La forza della giustizia e della democrazia, dell'amore, è una forza che costruisce. Anche sui fiori, non è che potete buttare una secchia d'acqua, bisogna innaffiare un po' alla volta, quindi avere delicatezza. E sto pensando a mia mamma. Guarda, questa mattina ero un po' stanco, mi sono buttato sopra il letto, anche se era le 10:30 del mattino, e mi sono addormentato o quasi. E sentivo la persona che preparava il cibo per mezzogiorno, il rumore dei piatti, e per un attimo ho avuto quella sensazione come quando ero bambino, che sentivo in casa. Per un attimo ero ancora in casa. Vedete cosa fa l'amore? Non ci sono più casa mia, casa tua, italiano, austriaco, quel che è, religione questa, religione quella. Diventa uno, una unità. Madre e il fratello, siamo tutti uno. Questo ricordo, questa emozione forte che mi è venuta nel sentire il rumore dei piatti, e mi sembrava che fosse mia madre, invece era una persona che mi ospitava. Ma stessa emozione. Poi penso ad Albino Luciani, ma devo chiudere perché piove. Albino Luciani era amante della vita. Allora gli hanno chiesto un altro prete, ordina, io ho le lettere a casa io proprio, ordina alle suore
ordini alle suore di controllare le gonne delle donne. Sapete com'era una volta? Almeno sapete no, perché siete tutte giovani, ma una volta dicevano di controllare che fossero giù, che quasi giù dalle scarpe, insomma, sì. E lui ha risposto no, non è dignitoso che le suore e le donne facciano controllo l'una con l'altra. Ha lasciato il rispetto. E un altro esempio di amore semplice suo è questo. Un prete come me, che era il mio vecchio parroco, veniva considerato con la lingua lunga, ma non è lingua lunga niente, è questione di se è bene è bene, se male è male, eccetera, no? Dici con molta semplicità. Rimproverato, chiamato a rapporto dal vescovo, va a dormire in seminario come si faceva quella volta. Nessun prete si avvicina perché avevano paura di compromettersi i monsignori a scambiare un buonasera con il parroco che doveva andare a rapporto dal vescovo. L'unico che si è avvicinato, è scritto ho io i fogli, l'unico che si è avvicinato è stato... Bene, l'unico che si è avvicinato è stato... è stato Albino Luciani, che gli ha portato un piatto di patate e formaggio. Adesso voi direte, per un piatto di patate e formai, come diciamo noi, cosa vuoi che sia? No, cosa vuoi che sia? Questo fatto da solo, più ancora di quello di prima, che non ha voluto che le suore e le donne andassero a guardare le gonne delle altre, mi fa capire il suo amore, perché lui ha amato, non ha guardato niente. Questo è un povero prete, andrebbe a letto senza cena, gli ha portato un piatto di patate e formaggio. Allora, cosa voglio dire io questo? Che sia quel che sia, noi andiamo avanti. Noi andiamo avanti come è questa bandiera qua, che è molto divertente, cioè piacevole, nel senso, la bandiera della compassione, ma è una compassione. Ah no, un'altra cosa voglio dire, ormai che sono qua la dico. Dobbiamo superare barriere dentro di noi, perché io stesso mi accorgo di avere delle barriere. Dobbiamo, come maschi, far uscire la nostra femminilità in noi. Come femmine, far uscire la maschilità. Cioè voglio dire, superare tanti blocchi, che amiamoci di più, abbracciamoci di più. Non abbiamo paura di esprimere anche fisicamente il nostro amore. E perdo la dentiera nuovamente. Grazie. Allora, intanto grazie per essere rimasti qua anche con la pioggia, e questa parte ci protegge. Paolo, ti chiedo se puoi presentarti tu, ok? E ci farai un pezzo molto molto interessante, molto toccante. Grazie, allora buonasera a tutti in questa Trieste ventosa, inaspettata, che ci dà la sensazione di quello che noi siamo. Noi siamo delle persone capaci di avere ancora la forza di essere presenti. E quindi quando uno ci chiederà ma tu sei stato presente, noi potremo dire presente. E allora adesso io vi dico al 3, siccome io sono uno che fa teatro e fa regia, sono un regista, allora io vi dico al 3, adesso diciamo tutti forte un bel presente, va bene? Così facciamo sentire anche a questo Borin, si chiama Borin, questo vento di Trieste, che noi siamo presenti. Allora, 1, 2, 3, presente! Allora, bene, lo diciamo ancora una volta. 1,
Evviva, grazie. Allora, naturalmente grazie. Sì, voglio dire poche cose perché fa davvero tanto freddo in questa giornata che non dimenticheremo. Un piccolo pensiero di Karol Wojtyła, che voi sapete che è stato un grande polacco, è stato un papa molto longevo, 26 anni di papato, ma è stato soprattutto pater patrie dei polacchi. Lui ha liberato la Polonia da un oppressore. Ebbene, anche noi abbiamo un oppressore adesso. E allora possiamo prendere esempio da questo grande padre della patria dei polacchi, che è riuscito a vincere senza far partire un colpo di pistola. Va bene? Con che cosa? È riuscito a vincere facendo capire che diabolicus vuol dire in latino divisore. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è non dividerci, ma cercare di unirci. Quindi l'esempio che hanno dato Don Floriano, il nostro caro maestro, è bellissimo e da ricordare, perché la fraternità e soprattutto la sorellanza. Abbiamo bisogno della presenza femminile, perché i papi che noi ammiriamo, che sono appunto Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła e Albino Luciani, pensate, Alba della Luce, sono entrambi padri mariani, cioè erano innamorati di Nostra Signora dell'Apocalisse, va bene? E allora perché? Perché? Perché è il femminino sacro che salverà il mondo. È lei che terrà a bada il demone e che terrà a bada il draghi. Oh, ho sbagliato, scusate, il drago. Va bene, allora vi dico un'espressione di Karol Wojtyła che ci serve per tenerci forti. E l'espressione è la seguente: scopri il tuo talento. Non avere paura del giudizio degli altri, metti in pratica il tuo talento. Quando avrai scoperto il tuo talento, allora senza avere paura del giudizio degli altri, mettilo in pratica. Vuoi fare la ballerina? Fai la ballerina. Vuoi fare il pittore? Fai il pittore. Vuoi fare il combattente? Fai il combattente. Ebbene, quando avrai scoperto il tuo talento, cambierà la tua vita, migliorerà la tua vita. Allora prendi la tua vita e dedicala agli altri. Questo è il messaggio che volevo darvi di Karol Józef Wojtyła, che è stato, oltre che prete, anche attore e autore di teatro, e ha creato la Bottega dell'Orefice, dove lui ha parlato dell'amore diffusamente. E sapete come definiva l'amore? In tanti modi, e lo ha definito anche quella strana zona di risonanza, quella comunanza, quella sorellanza, quella fratellanza. Lui era molto amico dei buddisti, era molto amico degli induisti, conosceva bene il concetto dell'Om, che prima ci ha fatto così bene il nostro caro Gianandrea. Ebbene, sapete che ci hanno fatto dimenticare che anche nel cristianesimo c'è un Om? Sapete qual è? Ve lo dico? Così lo possiamo fare insieme? L'Om del cristianesimo antico, del proto-cristiano, era questo che vi dico adesso: Amen, con la doppia M, che componeva quindi il labiale antico, cioè il gesto primordiale. E concludo con l'ultima cosa che faremo insieme, sempre di Karol Józef Wojtyła. Lui diceva, quando è andato ad Auschwitz, voi sapete che Auschwitz per noi sembra un luogo tedesco e invece è una località polacca, si dice Oświęcim, e dista 33 chilometri dalla casa di Karol Wojtyła, che è a Wadowice. Egli era un grande atleta, l'unico papa con le spalle, dissero i sarti di Roma, perché aveva le spalle, era un atleta, era uno che faceva canottaggio. A 58 anni è stato eletto papa e ha voluto la canoa in Vaticano. Va bene? Perché parlano poco di Karol Wojtyła adesso? Perché è un papa scomodo, perché parlava ed esaltava le donne. Lui ha fatto Mulieris Dignitatem, un'intera enciclica per la donna. Chi è che lo sa? Chi di voi lo sa? Ecco, la signora lo sa, la Rosanna lo sa. Ebbene, in quella enciclica ha dichiarato e ha donato per voi, care donne e care sorelle, i 7 ringraziamenti delle donne. Io ve ne dico uno solo, perché a me ha commosso particolarmente.
perché anch'io come Carol Wojtyła sono innamorato delle donne, ecco, scusate, vi do questa confessione pubblica, ecco. Allora, sapete cosa ha detto lui? Oltre ad ammirare in voi la sensibilità, oltre ad ammirare in voi il fatto che generate la vita e che se io sono qui in questo momento lo devo a 9 mesi della pancina della mia cara mamma, ebbene lui ringrazia la donna per la costanza. Pensate alle mogli degli ubriaconi, pensate alle madri dei malati di mente, dei pazzi, dei drogati, pensate a mia madre. Allora, care amiche e cari amici, concludo con una bella espressione di Carol Wojtyła che ci servirà per questa nostra lotta, che deve essere costante come le nostre care amiche e sorelle. Allora, l'espressione è la seguente, che egli disse proprio ad Auschwitz, ad Oswiecim. Lui disse in un silenzio di 1 milione di persone che erano accorse in un lager a vedere cosa avrebbe detto un papa polacco in un lager polacco, lui disse: Satana non si illuda, alla fine l'amore vince sempre. E adesso lo ripetiamo insieme, perché l'esatta espressione è la seguente. Sapete quante volte lui ha detto non abbiate paura? E lo ha detto con quel suo accento: non abbiate paura, l'amore vince sempre. Adesso insieme lo diremo insieme, sempre al 3, va bene? Quindi diremo: non ho paura, l'amore vince sempre. Lo diremo 3 volte a squarciagola, che lo sentano tutti a Trieste, col Borin, va bene? Quindi il vento, come ha detto Gianandrea, porta la nostra voce in eterno. Allora al 3, ripeto, io non ho paura, l'amore vince sempre, lo diremo 3 volte. Io non ho paura, l'amore vince sempre. Io non ho paura, l'amore vince sempre. Io non ho paura, l'amore vince sempre! E vai! Prego. Allora abbiamo... C'è un'altra persona in scaletta? Sì. Grazie. Allora, adesso abbiamo Carmen, che ci leggerà un manifesto, un testamento, come vogliamo chiamarlo. Intanto passa una cassettina per la raccolta, per sostenere le spese, se volete dare una donazione, per sostenere le spese di questo evento. E allora passo direttamente la parola a te. Grazie a voi che siete qua e grazie a chi ci sta seguendo da lontano. Vi leggo questo che è, io l'ho definito il manifesto del popolo sovrano. Hanno provato a condizionare le nostre menti e ci sono riusciti, ma il nostro cuore non lo avranno mai. Nel cuore risiedono i nostri credo più profondi, nel cuore risiede l'anima e da lì essa difende da sempre la nostra umanità. Nel cuore risiede la verità comune ad ogni persona. Lì discutiamo tra noi e noi, tra io e Dio, del bene e del male. È lì, nel cuore, che torniamo ogni volta, nel silenzio, per cercare consiglio. Noi siamo nati per essere liberi di scegliere anche ciò che ci fa male, liberi di ferirci, di lasciarci ferire, pur di sentirci accettati dagli altri. Noi non siamo su questa terra per soddisfare i desideri altrui, la volontà di un potere dispotico e disumano, che ogni giorno ci chiede sacrifici sempre maggiori per appagare una sete di potere che nulla ha a che vedere con il bene del popolo. Tasse, costo della vita insostenibile,
continui ricatti, sacrifici del corpo senza evidenti riscontri scientifici in nome di un bene superiore. Ci hanno distrutti, dilaniati dentro e umiliati. Ogni giorno subiamo richieste e imposizioni sempre più pressanti. Ci sentiamo soffocare, sentiamo sulla pelle e nella carne il dolore inflitto con sempre maggior forza, un dolore che porta fino alla morte. Basta! Noi siamo il popolo sovrano, noi siamo animati dal sentimento del cuore, parliamo con lo sguardo, con l'esempio, con quel sorriso che ci avete coperto con un vile bavaglio. Noi siamo mossi dalla compassione che ci appartiene, siamo da sempre e di nuovo pronti a sostenerci e a gridare forte e a pretendere il nostro diritto più profondo, che è quello alla vita. Basta odio, basta guerre, basta discriminazioni ed ingiustizie. Noi siamo il popolo del mondo presente, qui e ora, e gridiamo a chi ci spaventa, a chi ci usa e abusa di noi, ci umilia e falsamente dice di proteggerci, che siamo stanchi e rivendichiamo i nostri diritti naturali. Siamo nati liberi, vivremo liberi, moriremo liberi e lotteremo per lasciare alle generazioni future un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Questo sentiamo col cuore essere il compito per cui siamo stati chiamati ad abitare questo pianeta. Uniti, con umiltà e determinazione, porteremo avanti questo progetto insieme ad ogni essere umano che lo vorrà condividere. Tutto ciò va oltre ogni credo religioso, politico, culturale, oltre ogni lingua, colore della pelle o appartenenza ad una nazione, perché al di là di tutto c'è l'essere umano, unico, irripetibile, sacro e inviolabile, in qualsiasi luogo della terra esso si trovi. Riconosciamoci umani, prendiamoci per mano e ricominciamo a vivere! Io ho un sogno, vedere i giusti possedere la terra. Adesso i giusti si rialzano e uniti nel mondo, nel nome del diritto inviolabile alla vita, all'amore, alla giustizia, alla verità, vinceranno sui potenti che li vogliono vili schiavi. Uomini e donne, siamo su questa terra non per possedere, ma per esistere, per essere in libertà e rispetto noi stessi. Adesso è il momento, qui ed ora, per ognuno di noi, nessuno escluso. Solo così daremo onore a quanti ci hanno preceduto e un futuro a quanti verranno. Grazie. Ora diamo da qui, da Trieste, dove tutto è cominciato, dove la forza della famiglia è ancora salda, dove i principi sono veri, diamo indizio ad un grande progetto. Io chiamo qui con me Ciro, rappresentante del FISI, che ci ha supportato in questa iniziativa, e chiamo con me Stefano, che ci ha insegnato cosa vuol dire rispetto, cosa vuol dire lottare per un principio importante, cosa vuol dire essere uniti. Lascio a loro la parola, che ci dicono. Bene, più che delle parole la mia vuole essere una testimonianza, anche perché è insolito che
un sindacalista, un sindacato si renda promotore di iniziative come queste, ma quello che è venuto fuori da tutti gli interventi precedenti è proprio questo grande bisogno di interessarsi alle ragioni dell'uomo, ai bisogni dell'uomo. Tutto questo è iniziato quando l'uomo ha smesso di pensare all'uomo. È giusto l'augurio che faceva prima Don Floriano. Dovremmo augurarci che quanto prima, più che scambiarci le magliette, questo segno di pace possa essere di nuovo, come dire, comune a tutti quanti, nelle religioni e nella società, perché è quello che è mancato veramente, diciamo, nella nostra vita quotidiana, un grande bisogno di pace, di fratellanza umana. Noi abbiamo iniziato a Napoli il 18 di aprile con la fiaccola per l'umanità, perché abbiamo preso consapevolezza che c'era questo bisogno anche di pacificazione della società, al di là delle battaglie giuste che stiamo conducendo e che continueremo a condurre nell'interesse degli uomini e dei lavoratori nel nostro caso. Ma abbiamo la consapevolezza che bisogna ritornare a mettere l'uomo al centro di questi bisogni. Allora su questo abbiamo accolto l'invito dei nostri amici veneti e friulani di partire da qui. Quando qualche mese fa attorno a Stefano e ad altri lavoratori nella piazza qua vicino, a Piazza Unità d'Italia, che già di per sé è tutto, come dire, un programma, no? Perché nell'unità del paese c'è l'unità delle anime, della fratellanza, degli italiani, di tutto il paese. Quello che ha spaventato non erano i numeri, non erano le persone, era l'amore che veniva da quella piazza, e noi dobbiamo ripartire proprio da questo messaggio di amore e di riconciliazione. Perché il male, un po' come succede con Satana, no? Don Floriano, il male quando vede il crocifisso, quindi la tesi e l'antitesi, il male quando ha visto l'amore, ha visto il bene, ovviamente si è un po' preoccupato, e da lì c'era la necessità di fermare quella piazza, ma quella piazza non si può fermare perché è di nuovo qui e sarà in tante altre piazze d'Italia, e vi spiego perché. Con questo atto simbolico io consegno quel messaggio di pace e di amore che Carmen vi ha letto, che è opera loro, insomma, ed è questo messaggio all'umanità, ma poi a questo abbiamo aggiunto una proposta di legge di iniziativa popolare. In tutte le piazze italiane verranno fatte delle sottoscrizioni. Non vi leggo, diciamo, la legge perché può essere complicato, ma andiamo su punti semplicissimi: di non cedere la sovranità della sanità a nessun organismo sovranazionale, e soprattutto il punto più interessante è quello di non retrocedere davanti alla sacralità e alla sovranità del corpo, che oramai è rimasto l'ultimo baluardo di libertà che dobbiamo difendere anche a costo della nostra stessa vita. Quindi io con questo atto simbolico di consegna a Stefano, che sarà il testimone per il Friuli Venezia Giulia, ma poi ci aiuterà anche nelle altre regioni, perché partiremo con questa iniziativa che riguarderà il popolo italiano e l'amore di tutti gli italiani. Grazie a voi. Direi che questa volta abbiamo finito veramente. Allora ringraziamo veramente, perché è tanto di cuore, con l'energia del cuore rappresentata anche dallo stendardo, con l'energia e il cuore di tutte le persone che hanno partecipato, che hanno parlato, perché siete riusciti a stare con noi malgrado la pioggia, malgrado il vento, malgrado la temperatura bassa, e quindi è un ringraziamento d'amore, di profondo, profondo amore, e speriamo, vogliamo, desideriamo che l'onda che abbiamo fatto partire oggi, le riflessioni, il canto rimanga nei vostri cuori ancora per tanto tempo, e lo rimanga fino alla prossima volta, che riapriremo una piazza, che torneremo con voi, che torneremo assieme a voi di nuovo a costruire questa rinascita, che deve essere, come diceva Stefano, deve essere una cosa completamente diversa, non è un tornare alla normalità. Una piccola cosa voglio dirvela in conclusione, e le campane sottolinea, è la terza volta che quando parlo suonano le campane, fantastico. Qualcuno mi ha chiesto, mi ha detto, è la fine dei tempi, perché sta succedendo veramente di tutto. Il mio pensiero che voglio condividere con voi è: finito il tempo, perché è un tempo nuovo che dobbiamo iniziare a creare, e inizia da noi. Non sono finiti i tempi, è finito il tempo di guardare indietro, guardiamo avanti con i nostri figli, con i nostri nipoti, con le nuove generazioni che vanno educate a una nuova mentalità. Ognuno di voi
può fare una piccolissima cosa: mettere il cuore, l'intenzione, la presenza e l'amore, perché ogni piccolo mattone costruisce queste grandi case, questi grandi edifici che ci circondano, i monumenti, la bellezza. Cercate la bellezza, cercate l'amore, cercate la felicità, cercate l'armonia, anche col vostro vicino, con la persona con la quale state, con gli amici, perché l'onda dell'armonia, dell'amore si espande in una maniera meravigliosa e non lo può fermare nessuno. Grazie ancora da parte di tutti. Rosanna, se vuoi venire qui. Grazie che hai organizzato questa cosa. Grazie a Carme, grazie a Ciro, grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon rientro nelle vostre case. A presto. Grazie.